ossia dei rapporti tra le regioni adriatiche, l'Ungheria e Venezia stessa. Si parlerà in particolare della figura, non si sente, si tratterà in particolare della figura di Mattia Corradino, il re a tutti noto, almeno qui a Venezia e agli ungheresi certamente, perché è al centro stesso della loro storia e della loro esistenza storica. Avremo tre relatori, assai noti, credo, a tutti voi, anche perché autori di una vasta bibliografia in materia, il direttore dell'Accademia d'Ungheria, Peter Kovács, Gisela Nemeth, che viene, la conoscerete certo, viene da Trieste, che parlerà dei rapporti tra Venezia, penso, e l'Ungheria in ragione della loro lotta comune, del loro formare un argine comune verso i turchi. Poi Eva Ribba, anch'essa dell'Accademia d'Ungheria a Roma, e ci parlerà, ci mostrerà ciò che ci rende Mattia Corradino molto simpatico e vicino a noi, ossia il suo lato pienamente rinascimentale nella versione che il Rinascimento ha avuto dall'Italia. Infine chiuderà Adriano Babbo, il professore Adriano Babbo, con dei temi che suppongo essere una visione un po' vasta e comprensiva sui rapporti internazionali. Il professor Kovács è l'autore del libro che si presenta oggi, ossia questo che vedete anche qui presentato, e dove si illustra in maniera esaustiva la figura di Mattia Corradino, grande re, grande uomo, figura chiave nel secondo Quattrocento, figura chiave per l'Ungheria, ma anche appunto per i rapporti voluti, pensati e fortemente perseguiti con l'Italia nell'ambito delle politiche internazionali. È autore anche di un libro assai più recente, appena uscito, che tratta, come si dice, perché la mia conoscenza dell'ungherese, ahimè, è nulla, della vita quotidiana, giusto? Lo direte meglio voi, sono al tempo di Mattia Corradino, certo, ed è un libro dalle illustrazioni veramente accattivanti, se non e suppongo che anche i contenuti siano il frutto del lavoro di molti anni e di una conoscenza profonda della materia, della storia e del territorio. Solo con immagini per introdurre, poi non ruberò più tempo ai relatori che hanno cose molto interessanti da dirci. Con questa prima immagine vedete il sigillo di un documento del 1464 della Mattia Corradino. È un momento che segue l'incoronazione con finalmente la corona riconquistata da parte di Mattia Corradino, che aveva avuto una salita al trono piuttosto travagliata da giovane e aveva conquistato questa novella pace con l'impero a un grosso prezzo che ce lo diranno meglio, credo che i redattori, a grosso prezzo di rinuncia a delle forti volontà dinastiche. Infatti, vedete, stilisticamente il suo sigillo è improntato in questo momento a quello di Federico III, ossia quello imperiale, e di chiara impronta gotica. Ecco il suo stemma, lapideo scavato nel castello di Buda, con le armi inquadrate di Ungheria e di Boemia, e al cuore, al centro, l'arma di Mattia
Mattia Corvino, il famosissimo, ripetuto corvo con l'anello in bocca. Ecco dunque, in questi stessi anni, qual è il sigillo, anzi verso il 64-65, qual è il sigillo aureo di Mattia Corvino? Ancora l'impronta, anche con la doppia croce di Ungheria e con l'arma di Ungheria, dove vedete che il re Mattia Corvino ha l'insegna del potere, ma l'immagine è ancora più veramente gotica. La scelta verso il mondo rinascimentale avviene un po' dopo. Avviene quasi in coincidenza con la scelta dinastica di imparentarsi con gli aragonesi. È una scelta fatta insieme, credo, e poi c'è questo innamoramento per il Rinascimento italiano. Questo è il famosissimo busto di Beatrice d'Aragona realizzato da Laurana. E la sua scelta, appunto, è verso l'Italia. Quando costruisce il castello di Buda, ecco qual è l'impronta di corte italiana. Così i suoi stemmi sono realizzati nei pavimenti e nei pavimenti compaiono anche gli emblemi proprio dell'italiana, come le corti italiane, gli emblemi incrociati di corviniani, degli Uniati e degli aragonesi. Ma tutto culmina appunto nel suo ritratto ormai pienamente rinascimentale, non più gotico, ed è il ritratto realizzato verso l'85 che sta al Consistoricis Museum e che ed è eloquente nella sua figura nel dirci che ormai la scelta di Corvino è verso la medallistica classica, verso una scelta appunto di rinascimento all'italiano. Ecco, su questa immagine che lascerei alla vostra attenzione do subito la parola al professor Kovács, che ci parlerà della personalità